E allora benvenuti a questa puntata di Qui Mercato del 29 agosto. Anche oggi vi parleremo di mercato. Ci passa la palla Anna Franchino, che avete ascoltato ieri e l'altro ieri. Oggi e domani vi accompagnerò io con le novità di calciomercato, le novità di pallone, ma soprattutto parleremo di calcio, perché a noi ci piace parlare di calcio, con mister Raffaele Guardia. Mister, benvenuto. Grazie per l'invito, Pippo, sempre gentilissimo. È un Buonasera a tutti. onore averti qui con noi, allenatore delle giovanili del Rende. Dobbiamo dire anche che si sta mettendo in moto la macchina dei giovani in tutta la società, ancora ci sono cose che vanno quantomeno smussate. Rende, giusto, peccato il passo falso, un cappello lo facciamo al Rende, perché il presidente Coscarella ha puntato su una squadra competitiva, giovane, però questo probabilmente il giocare fuori casa anche può darsi che pesa un po' a questa squadra. Sicuramente pesa e non poco, però il Rende farà il Rende, nel senso che come ogni anno il Presidente con il suo staff ha allestito una squadra per una salvezza tranquilla, rivalutare i giovani calciatori, anche qualcuno sconosciuto. E poi è da apprezzare che è forse uno dei pochissimi presidenti in Calabria che dà spazio alle eccellenze calabresi, agli allenatori calabresi, senza attingere a mercato fuori dalla Calabria. Quindi Andreoli sarà sicuramente capace di fare un ottimo campionato. Sicuramente Andreoli farà un ultimo campionato, ma sicuramente il Rende prenderà le giuste misure per quanto riguarda anche l'organico, perché tutti sappiamo, tutti sapete che il mercato continuerà, finirà praticamente lunedì 2 settembre, ci sono questi scorci di movimenti, di accordi e come al solito i pezzi migliori escono fuori all'ultimo momento. Pezzi migliori, parliamo di attaccanti. E allora noi ci addentriamo subito nel mercato, perché facciamo partire il primo collegamento con il nostro Attilio Malena, che ci parlerà del mercato del Cosenza Calcio. Partiamo subito col Cosenza. A te la linea, Attilio. Il countdown è partito, gli ultimi giorni di mercato stanno prendendo piede con le necessità emerse nella prima giornata in casa Cosenza, a rinforzare del tutto il gruppo di Piero Braia. Secche smentite sul nome accostato per Soddimo, il calciatore non interessa al Cosenza, il Cosenza ha altre necessità partendo dal centrocampo, con cui non c'è ancora un accordo di massima per Buchel, ma si continua a lavorare per Di Tacchio, tratta il rinnovo con la Salernitana, ma il Cosenza prenderà 2 punte da quanto ci risulta, lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, molto vicino Tuptias, si attende una formalità e poi il tanto agognato centravanti, l'identikit da quanto ci risulta è di un centravanti importante, di un centravanti di categoria a cui il Cosenza sta lavorando per regalarlo a Piero Braia. Per il terzino sinistro non ci sono particolari novità, ma sono 4 gli innesti che dovrà compiere il direttore sportivo Stefano Trinchera negli ultimissimi giorni di mercato, ma ricordiamo che il direttore salentino si trova a Milano e sta lavorando alacremente a far sì che il Cosenza poi alla fine del calciomercato possa realmente essere completo in tutti i reparti. Bene, parlavamo appunto degli attaccanti. Al centro dell'interesse del Cosenza Calcio è proprio la punta centrale, visto che tra le altre cose si è infortunato anche Litteri, una distorsione, non sappiamo se i medici riescono a metterlo in pista per sabato per questa partita importante contro la Salernitana. Il Cosenza sta cercando una punta di peso in avanti. Probabilmente, come ci ha confermato lo stesso Malena, l'obiettivo sarà Tupta, ma a fianco a lui ci sarà sicuramente, così ci è stato assicurato dalle alte sfere, dalla società del Cosenza Calcio, una punta importante, una punta in doppia cifra. Abbiamo visto a Crotone le difficoltà, tra le altre cose Braglia in difficoltà noi non l'abbiamo mai visto, perché è capace di cavare, come si dice in gergo, fra virgolette un ragno dal buco con gli uomini che ha, e che uomini, un buon organico
assolutamente nulla da togliere agli uomini e ai giocatori che ha, è riuscito a cavare fuori, come dire, una bella partita, perché a Crotone tutti quanti prima della gara dicevano il Cosenza è spacciato, questa rosa è ai minimi termini, non si riesce a fare niente, poi addirittura con Carretta se la stava portando via. Mister, è così praticamente. No, no, è così. Spesso i moduli di gioco li fanno i budget. Qui è stato bravo Braglia, come al solito, a sfruttare il potenziale che ha. Si è schierato con un 4-2-3-1 inaspettato, anche se io a luglio ero stato un buon profeta, l'avevo già anticipato che si andava in questa direzione dopo le cessioni che ci sono state. È normale che ci vuole un attaccante da doppia cifra, si parla di questo under 21 sloveno mi sembra, però è sempre un'incognita, anche se va fatto il giusto applauso a Trinchera per quello che sta facendo quest'anno e per quello che ha fatto gli altri anni, perché come dico sempre il budget a disposizione è quello si può spendere. Poi il tifoso ragiona da tifoso, giustamente parla sempre di Serie A, di salto di qualità, però prima, come dico sempre, bisogna costruire le strutture, quando si ha la possibilità di fare il salto si farà. Chi l'avrebbe mai detto, mister, che l'anno scorso, 2 anni fa, praticamente, ormai un anno di Serie B è già passato, il Cosenza avrebbe fatto il salto in Serie B con spesa oculata, diamo atto al presidente Guarascio, che magari fa arrabbiare un po' i tifosi perché tutti vorrebbero avere subito in squadra chi Higuain, chi vorrebbe avere Icardi, magari, con le cifre che girano in Serie B con un solo attaccante si può pagare l'ingaggio di tutti quanti i giocatori. Giustamente il Cosenza si sta facendo le ossa, non va in fretta, la fretta è cattiva consigliera, abbiamo visto esempi recentissimi, il Palermo che è saltato, è stato il banco, l'anno precedente il Bari, ingaggi importantissimi, ed è importante mantenere la categoria, è importante fare un buon campionato. Adesso però la preoccupazione c'è anche perché Braglia un po' insiste, non è solo il discorso dell'attaccante, ma c'è anche da mettere a fuoco il play se si vuole giocare in un determinato modo, col 4-3-3 con il centrale che distribuisce palloni, e c'è anche da risolvere il problema sulla fascia sinistra dove Dorazio è solo, viene spostato frequentemente Legittimo, Dorazio ancora fermo per il post operazione al naso, e Braglia deve fare i conti comunque con la squadra, perché lui la domenica, il sabato, dovrà giocare con 11 giocatori e deve avere quantomeno la possibilità di fare dei cambi. Parlavamo di Crotone, mister. Crotone è stata un po' una partita che ha sorpreso e meravigliato tutti. Sì, allora, sulla carta era favorito il Crotone, poi è il campo che dà i responsi. E Braglia è stato molto bravo nell'imbrigliare il centrocampo crotonese. Ha fatto marcare uomo a Barberis Con Pierini, sì. Che lì è andato in difficoltà perché ha perso l'uomo in più che aveva a centrocampo e ha costretto a Benali a andare dietro. Quando Benali si allontana dalla porta, naturalmente non è più un pericolo per la squadra avversaria, mentre Braglia, trovando il giusto equilibrio a centrocampo, ha potuto osare di più perché aveva gente più offensiva, mezze punte sulle fasce, tipo Baez che ha uno strappo impressionante e che se con qualche acquisto potrebbe essere sfruttato nella maniera giusta. Assolutamente, la sorpresa della partita, dobbiamo dirlo, sono stati un po' i 3 giocatori che ognuno aveva dei problemi diversi da arrivare. Corsi che veniva dall'operazione, ve lo facciamo sentire domani perché è stata una cosa tocca cuore veramente. Monaco fermo per un anno, non per colpa sua, poverino, adesso lo sentiamo fra poco, e Carretta che ha messo in difficoltà serie, vedremo dopo anche le opere di Carretta, e il Crotone
Questo giocatore non si sapeva neanche se giocasse perché veniva da un intervento appendicite, doveva ricostruire la fascia muscolare, degli addominali. Alla fine però ha avuto ragione il tecnico con questi due centrali, Sciaudone e Bruccini, che teneva molto di più, magari partiva qualche pallone da legittimo o da dietro, però una bella palla lunga. Alla fine ha avuto ragione, poi dopo si è dovuto rivedere nel secondo tempo mettendo la difesa a 3, ha dato più densità a centrocampo, ma poi è stato anche costretto con l'espulsione di Sciaudone. Dobbiamo dire che questo Cosenza comunque ha un valore in più, si chiama proprio Piero Braglia. Indubbiamente, non scopriamo di certo l'acqua calda, ripeto, fanno scelte oculate, sanno i giocatori che devono andare a prendere senza buttare soldi, naturalmente sono sempre, andiamo sui giocatori che magari qualcuno è fermo da tempo, qualcuno ha giocato poche partite lo scorso campionato, ma purtroppo bisogna fare di necessità virtù. Questi sono i soldi a disposizione, questa la società spende per cercare di allestire una squadra che possa raggiungere una salvezza tranquilla, altrimenti sarebbe stato facile. Se c'era un budget alto per la campagna acquisti, c'era un 3-5-2, bastava sostituire Dermacu con un altro centrale forte, sostituire Tutino con un altro attaccante forte, con la squadra con 8 undicesimi che vanno a memoria, ormai parlavamo di un altro campionato. Certo, è facile fare una squadra con Icardi, Higuain, voglio dire, Andanovic, insomma, alla fine no. Però anche con questi giocatori puoi avere problemi, è normale metterli insieme, giustamente tu mi fai notare. Li puoi anche acquistare, Higuain, Icardi, poi bisogna vedere l'anno prossimo in quale categoria giocherai. Per questo tanto di cappello al Cosenza, perché ha un bilancio positivissimo. Assolutamente sì. E allora possiamo partire col primo contributo che vi parlavo prima di Monaco, fermo un anno a Perugia per scelte non sue, purtroppo sentite quello che ci racconta che dopo commentiamo. Salvatore Monaco, il difensore centrale del Cosenza Calcio. Sono stato un anno come Giuseppe Garibaldi sull'isola di Caprera e questo è il mio lavoro, la mia passione. Io mi sono sempre allenato e non ho mai mollato di un centimetro. Poi è normale, uno più partite mette nel serbatoio e aumenta anche la condizione, capito? Anche l'allenatore che ti ha dato grande fiducia, ha puntato la difesa su di te, a questo punto ti hai messo con le chiavi della difesa in mano e le hai portate proprio bene. Sì, io cerco di dare il mio contributo alla squadra, ringrazio il mister che ha puntato su di me dopo che ti ho detto che sono stato un anno ad allenarmi e non era facile trovare una persona, una società che puntasse su un calciatore, invece loro hanno creduto nell'uomo e io spero e farò di tutto per ripagare questa fiducia. Beh, mister, sostituire Dermacu non è facile, però l'abbiamo visto man mano in preparazione, prima in Coppa Italia, in campionato, uno step by step sta crescendo di condizione e su di lui Braglia punta molto, lo sta dimostrando in campo che è un gran bel giocatore. No, questo è un signor giocatore, cioè una stazza fisica impressionante, ti garantisce quei da 3-5 gol a campionato perché poi si propone sempre sui calci da fermo. Ottimo sulla prima marcatura, forte di testa, è un ottimo acquisto. Naturalmente avrà il suo momento di calo perché è stato fermo l'anno scorso, però se continua così e riesce a raggiungere una forma più che ottimale, non escludo che Braglia possa riproporre una difesa a 3. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, difesa a 3, difesa a 4. Centrocampo a 4, centrocampo a 5, 3-4-3, 4-3-3. Braglia ci sta un po' ubriacando a tutti perché è suo costume, è suo uso normalmente ogni partita stravolgere e cambiare la formazione, perché come ogni bravo allenatore mette in campo giocatori che ha disponibili, giocatori che sono in condizioni in settimana e plasma ovviamente il modulo su quello che ha a disposizione. Però ultimamente sta insistendo molto sulla difesa a 3, anche se poi abbiamo visto a Crotone è partita a 4.
È normale, noi da qui siamo bravi tutti a dare i numeri, 3, 4, 5, poi il polso della situazione ce l'ha lui perché vede tutti i giorni i giocatori, cerca di sfruttarli nella maniera migliore possibile, anche cambiando magari domenica per domenica sistema, perché durante la settimana insieme al suo staff si rende conto se può giocare, un reparto può giocare in una determinata maniera o in un altro modo. Assolutamente, adesso arriva la Salernitana, un derby importante, una partita, come dire, che sta negli annali della storia, dal famoso gol di Marulla, anzi andiamo prima, al gol di Padovano che nella cavalcata di Di Marzio che portò il Cosenza in Serie B, al gol di Marulla che conservò la stessa Serie B, a finire al gol di Zampagna all'ultimo minuto che fece esplodere lo stadio San Vito Marulla. Una partita importante, Braga ci sta lavorando seriamente, ieri abbiamo visto una preparazione fra virgolette con la frusta, ha ripreso tutti puntualmente, non se ne fa scappare nessuno e poi alla fine è quello che fa la differenza, la motivazione. Tra l'altro cose abbiamo questo centrocampo che ha ruotato un po' tutti, non ci ha fatto capire niente, volutamente, anche perché mai dare, come dire, stimoli agli avversari, notizie agli avversari, no mister? Certamente, lui sa quello che i giocatori attuali gli possono dare. Poi naturalmente la Salernitana sulla carta è di un'altra spanna, sulla carta. Il campo secondo me dirà altro, supportato da un pubblico che contro la Salernitana sarà non il 12° ma il 13° 14° uomo in campo. E mi hai praticamente chiamato, mi hai fatto il lancio del servizio perché adesso sentiamo Pierini e ci parlerà proprio di queste cose. La linea della regia per Pierini. Ho fatto la mia prima stagione fuori casa, tra virgolette, in Serie B allo Spezia l'anno scorso e sì, per quello che ho giocato effettivamente ho fatto bene, diciamo, solo che so che posso fare molto di più, mi è mancata magari il giorno di ritorno la continuità di giocare dove sono rimasto spesso in panchina e ovviamente se uno non gioca non può fare dei gol. E quindi sono venuto qua sì, esatto, per cercare di avere più continuità, di cercare soprattutto di aiutare la squadra, ma anche di farmi vedere. Soprattutto secondo me devo migliorare in tantissime cose e qua spero di trovare, spero che il mister Bada mi possa anche dare una mano, io sono a sua completa disposizione e cercherò di seguirlo, di stare il più attento possibile, di dare il massimo in allenamento e anche soprattutto in partita e cercare, come abbiamo detto, questa continuità che mi è mancata al giorno di ritorno dell'anno scorso. È una cosa bella, soprattutto per noi, che ci sia un grande pubblico che ci stimola, che ci aiuta, tifa per noi, è come se fosse il 12° uomo in campo, diciamo. E questo ci può fare solo che piacere e cercheremo di non deluderli. Poi quando siamo venuti qua a giocare l'anno scorso, qua a Cosenza, ho visto lo stadio molto pieno e mi avevano detto che non è neanche il massimo, quindi non so ancora cosa sia il massimo qua al Marulla, quindi non vedo l'ora di vederlo. Beh, questo era Pierini, stavamo parlando prima analizzando la partita con il Crotone, del Cosenza ha strappato un ottimo punto. Pierini è stato sacrificato nelle pagelle votazioni che magari certe volte il giornalista neanche riesce a rendersi conto del quadro della situazione. Pierini è stato sacrificato, messo su Barberis, praticamente lui spingeva appunto per non fargli fare nient'altro e non ha potuto fare il gioco che noi sappiamo, gli abbiamo visto fare alla Spezia l'anno scorso, fece 5 gol, è un giocatore di cui parla bene, il mister Braglia lo ha voluto assolutamente, e Pierini che comunque a mio avviso sarà uno di questi giocatori di questa stagione che potranno dare maggiore soddisfazione. Ma certamente, domenica ha dovuto fare di necessità virtù per cercare, dove non poteva arrivarci con uomo contro uomo, ha cercato di arrivarci con la tattica, quindi si è sacrificato un pochettino, però non poteva fare diversamente con i giocatori che aveva a disposizione, quindi è stato sacrificato, però il valore di questo giocatore lo conosciamo e secondo me, come gli altri acquisti che ha fatto Trinchera, daranno la sua. Assolutamente sì, e siamo ovviamente tutti in attesa del mercato. A questo punto, come vi anticipavo prima,
il discorso punte dovrebbe risolversi praticamente negli ultimi minuti di mercato, perché come al solito i movimenti importanti si fanno alla fine. È probabile però che in questo scampolo di giorni, questo non sappiamo, perché alla fine molte volte si vuole tutelare la squadra, si gioca sabato, oggi è giovedì, fra 2 giorni c'è la partita, e probabilmente per non guastare gli equilibri creati in spogliatoio ancora non vedremo movimenti. Si parla di Curcio sull'esterna di sinistra, che è un Curcio del Brescia, l'anno scorso con il Brescia, e si parla anche, non l'anno scorso con l'Andria, Castellino Brescia, si parla anche di un play che potrebbe essere Krisetig in Serie A, l'abbiamo visto a Crotone, oppure Bianco ex Perugia, però punti interrogativi, perché anche Trinchera sta giocando le sue carte per bene, nascosto, perché è una cosa strana. Il Cosenza ha puntato questo giorno nel Torino Millico, che il presidente Cairo vuole valorizzare. Appena è uscita la voce che il Cosenza stava puntando Millico, è spuntato fuori sia il Pisa che il Pescara che vogliono Millico. E il calciomercato è fatto così. Purtroppo è così, come dicevo prima, Trinchera e lo staff è bravo a scoprire i giocatori, ma poi quando si presentano altre società tu purtroppo non puoi competere, quindi ti devi tirare indietro. Ma non è una colpa, voglio dire, questo. Assolutamente, no, per carità. Questo può fare il Presidente, e questo mette a disposizione con grande sacrificio, e parlano i risultati. No, ma le strategie sono chiare. Tra altre cose Trinchera sta lavorando benissimo, ha portato giocatori di nome, giocatori che possono fare la differenza. Braglia lo sa, Braglia ci sta lavorando. Come al solito zucchero e carota, ogni tanto una bastonata, ogni tanto lo zuccherino, però alla fine riesce a ottenere quello che vuole. Non dimentichiamoci come è partito Tutino, alla fine partì dalla panchina, poi è diventato inamovibile. Palmieri ha sofferto prima di giocare anche lui. Sarà così con tutti i giocatori del Cosenza, mettetelo in testa anche voi, carissimi calciatori. Braglia, se non vede giocare come piace a lui, non vi fa giocare. Sto scherzando, ovviamente. Braglia avrà tutte le sue motivazioni per fare questo lavoro. E allora parlavamo della partita di Crotone, partita importante. Vediamo subito il calciomercato, cosa avviene a 100 km da Cosenza sullo Ionio, nella città di Pitagora, e passiamo la palla a Malena. Vai Attilio. La priorità è chiara in casa Crotone, si cerca un difensore, trattativa avviata per Mattia Silvestre, rimasto svincolato dopo la fine dell'avventura con l'Empoli, lo ricordiamo praticamente tutti per le sue avventure importanti con Milan, Inter e Sampdoria, tra l'altro tutte da protagonista, soprattutto quella in blu cerchiato, ma il Crotone dovrà battere, da quanto ci risulta, la concorrenza del Perugia, fortemente interessata al difensore argentino. Il difensore più vicino al Crotone resta Luca Marrone, con cui c'è stato un summit anche nella giornata di ieri. Si va avanti e Luca Marrone potrebbe diventare a stretto giro di posta un nuovo calciatore del Crotone. In uscita invece Nanni, giovane ceduto al Monopoli, è arrivato anche il crisma dell'ufficialità. Priorità chiare per il Crotone tra Marrone e Silvestre, più vicino Marrone al momento, in attesa chissà di qualche occasione che potrebbe palesarsi per il direttore sportivo Beppe Ursino e il direttore generale Raffaele Vrenna. Assolutamente sì, il colpaccio c'è stato, mister. Maxi Lopez, tanto di cappello, è arrivato un attaccante che stava giocando in Brasile col Vasco da Gama, tanti problemi per farlo venire, tant'è che mi confidava il DG, il direttore generale Raffaele Vrenna, pare che un po' abbiano fatto ostruzionismo perché non volevano mandarlo via praticamente, e si sta aspettando il transfer. Questa cosa potrebbe un po' allungare i tempi, ma oggi o domani, caro direttore, lo devono dare il transfer perché il giocatore deve venire a Crotone. Mister, allora il Crotone ci ha fatto vedere sul campo che ha un signor centrocampo, che ha una grande squadra, che nonostante gli mancasse Molina, Stroppa ha messo bene in campo un buon 11. No, il Crotone è una squadra allestita per tentare il salto di categoria, naturalmente non direttamente forse, però ci sta provando.
Mi sembra che domenica però ci sia stato un infortunio di Spolli, Sì, uno assolutamente. stiramento al polpaccio, quindi si prevede Sei attentissimo. un lungo stop, mi sembra ci siano altri infortunati, quindi dovrà intervenire sul mercato per quanto riguarda la difesa. L'attaccante non si discute, lo conosciamo, lo conosciamo tutti, però adesso lo deve dimostrare sul campo, perché Maxi Lopez è abituato a campionati di Serie A e la Serie B è tutta un'altra cosa. La Serie A è un campionato tecnico dove esce fuori la tecnica, e in Serie B è difficile. Tecnica associata all'agonismo. Sì. Assolutamente sì. E allora, non solo Simili davanti al CMSA, che ha fatto vedere che numeri ha, Perin ha fatto 2 interventi importanti su lui e su Mazzotta, mi stanno fermando che c'è la pubblicità, è apparso il pannello. E allora ci rivediamo fra poco, perché continueremo a parlare di Serie B, di Cosenza, di Crotone, Serie C, Serie A. Non cambiate canale, a fra poco qui su Ten. Bene, torniamo subito in studio. Eravamo arrivati praticamente, mister, a parlare. Non so se c'è già la telefonata. Non c'ho il ritorno in audio. Eccolo qui. Allora abbiamo con noi Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport da Milano, che ci aggiorna sul mercato. Benvenuto Alessandro. Bentrovati a voi. E allora si parla un po' di tutto. Abbiamo sentito che praticamente tutti quanti ancora hanno qualcosa da fare. A partire dalla Serie A, che sta preparando il botto finale, ovviamente questa discussione sui Cardi, Mandzukic, alla fine sono usciti un sacco di nomi, le calabresi, che il Cosenza su tutti non è ovviamente al completo. Ti passiamo la palla a te e vedi tu dove meglio credi di iniziare, tutto tuo. Sì, allora Pippo, intanto precisando che in questo momento non mi trovo a Milano, pensi a Cosenza, giusto per la cronaca, per essere un po' più precisi nei confronti dei telespettatori. Per il flash finale poi vi aggiorneremo. In ogni caso la situazione è in continua evoluzione, sia per quanto riguarda la A, che per quanto riguarda la B, che per quanto riguarda la C. C'è grande movimento anche per quanto riguarda la questione dei difensori, perché c'è ballo alla posizione di Rugani, che la Juventus voleva spostare dalla pedina e dalla posizione in cui era, e quindi cedere magari alla Roma, e questa cosa probabilmente non si farà. Poi c'è la situazione di Icardi, come hai detto bene tu, che è ancora abbastanza sospesa. La questione centrale, diciamo, per quanto riguarda le società calabresi di Serie B è quella relativa a 2 situazioni. La prima è il Crotone, che cerca un difensore o un gioco di difesa, e questo potrebbe essere o Marrone o Silvestre, lo svincolato ex Empoli argentino. Marrone è un giocatore che può giocare in più ruoli, quindi può sicuramente essere utile alla bisogna della squadra pitagorica. Per quanto riguarda invece la situazione relativa al Cosenza è molto più complessa, perché il Cosenza cerca 3/4 pedine. Se esce Dorazio dovranno per forza essere 4 pedine inserite nello spettacolo. Andiamo per ordine questa e su alcuni giocatori. Per quanto riguarda il terzino sinistro, ricordiamo, c'è Curcio del Brescia, ma c'è anche Palasco del Perugia, che forse dovrebbe essere la prima scelta. Il direttore Quintiera sta cercando di giocare non a mosca cieca, però di giocare ovviamente in maniera coperta, perché in queste ultime battute di mercato per noi che lo seguiamo non è facilissimo trovare, come si può dire, notizie certe, perché i direttori in queste ultime ore cercano di depistare, non noi ma pensi anche gli avversari, perché poi i giocatori sul piatto sono un po' uguali per tutti. Dentro nel centrocampo il Cosenza cerca di chiudere per Tuchel, il giocatore ex Empoli vincolato, ma ci sono anche altri profili che il direttore De Chera sta valutando. C'è sempre Di Tacchio, ma ci potrebbe essere anche un Lastriglio. Per quanto riguarda il reparto offensivo, ha bisogno come il pane di un centravanti, di un giocatore che giochi però non in maniera fissa davanti alla porta, ma che si sappia muovere. I profili attenzionati sono diversi, si è parlato di Tupta del Verona, ma crediamo che ci sia sotto traccia un nome a sorpresa che uscirà fuori anche per quanto riguarda il possibile esterno offensivo. Detto di Dorazio, che dovrebbe uscire
in direzione Benevento, il Benevento ci sta provando. C'è da segnalare una regina che ha fatto le cose davvero in grande anche per quanto riguarda la propria definizione dell'organico. L'arrivo di Denis ha infiammato i cuori dei tifosi amaranto. Ci sarà davvero da divertirsi in queste ultime ore di mercato, soprattutto per le calabresi PD, con il Catanzaro che cerca un jolly definitivo. Sfumato Montalto, che è andato a Venezia, l'attaccante a cui il Catanzaro aveva offerto un importante biennale, si cerca davvero un ariete che possa infiammare definitivamente la piazza giallorossa. Assolutamente sì, Alessandro, da Milano, perché ormai i luoghi, come si dice, è un mondo globale, perché tutti sanno che noi giornalisti, tu firmi ogni giorno sulla Gazzetta dello Sport, è normale che il tuo strumento di lavoro è il telefono e quindi hai tutti i procuratori. Ma non sono Pippo, ormai guarda, ti posso dare una chicca. Sì. Ieri sulla colonna della Gazzetta dello Sport, a mia firma, è uscito un articolo sulla sessione finale di mercato, che proprio è l'emblema di quello che hai detto tu adesso. Guarda, il finale di mercato, che sarà posticipato probabilmente alle ore 22, è frutto di quest'era cibernetica. Perché cosa succede? Le televisioni seguiranno il rush finale, gli ultimi minuti, e potranno far vedere in diretta la consegna informatica dei contratti. Quindi è tutto dematerializzato, dalla consegna dei mercati alle trattative, via WhatsApp, via Instagram o via anche altre situazioni. Si arriva sempre a definire qualcosa in più o qualcosa in meno rispetto alle notizie che hanno gli altri. Ormai la posizione rispetto alle trattative, la posizione fisica conta veramente poco. Solo nel rush finale, le ultime 2 o 3 giornate, le persone si vogliono guardare in faccia, più che altro per un pezzo, ma il mercato è completamente dematerializzato rispetto allo storico hotel Brun, quello che quest'anno tornerà attivo sotto le vesti dello Sheraton Hotel riaggiornato a Milano. Poi per il resto tante telefonate, tanti WhatsApp, tanti Twitter, tanti tweet, tante situazioni immateriali per poter definire gli organici delle varie squadre. Assolutamente sì, perché ormai WhatsApp è diventato il re del mercato. Tu ci insegni addirittura, se c'è qualche aneddoto via WhatsApp, i migliori contratti pare che alla fine siano stati come si dice, fra virgolette, firmati su WhatsApp. Ma sicuramente via WhatsApp succede di tutto, cercano anche di intortarti delle vere e proprie sole, nel senso che ti arrivano anche dei messaggi un po' farlocchi, oppure addirittura magari qualche agente un po' strimpellato fa vedere anche gli incarichi da parte di qualche giocatore o di qualche società. Succede davvero di tutto. In questi anni ne ho viste di cotte e di crude. Potrei fare un instant book, mi riservo di farlo senz'altro sugli aneddoti che sono successi, cose romantiche e cose molto carine. Posso dire che l'episodio a cui sono più affezionato è un episodio però materiale, quello del ritorno di Balotelli al Milan qualche anno addietro, perché faceva un freddo davvero dannato in quel gennaio, prese una febbre da 39 in via Turati, davanti alla sede storica del Milan, che ora non c'è più. Quel via Turati racconta di colleghi persi con me per giorni e giorni, per pomeriggi sotto il vento, la pioggia e anche la neve in quel periodo, e alla fine una febbre da cavallo per festeggiare il ritorno di Super Mario Balotelli. Grazie per questa perla, Alessandro, come al solito emozioni sempre, non solo con lo scrivere ma anche con le parole. Grazie veramente, lo scoop non ce lo dai, eh? Ci provo. No, Pippo, ovviamente. Ci vuole domani sulla Gazzetta dello Sport. Domani sulla Gazzetta dello Sport. Ci Saluti, sentiremo Pippo, domani. a tutti. Ci sentiremo Ciao, domani. Pippo, Grazie ciao. Alessandro. Sì, senz'altro Pippo, ciao. A domani. E allora, mister, alla fine si scopre anche un po' come funziona anche il calciomercato. Molti colleghi, giornalisti, ma io stesso molte volte mi sposto dalla redazione del mio giornale, a volte il giornale lo impagino in vacanza o dove mi sono spostato. Ci sono colleghi che lavorano a distanza. Una firma insieme a Pessina, Russo, fa il mercato della Gazzetta dello Sport, tanto voglio dire, il lavoro remoto, come dire, si può fare benissimo da casa con i nuovi mezzi che ci stanno. E allora, tornando a bomba, stavamo un po' definendo il Crotone, avevamo parlato del Cosenza. L'ultimo acquisto, secondo me, che ha fatto il Crotone si chiama Cordaz. Vedete un po' che spot che sta girando da Zon sui social e dopo ne parliamo. 1 contro 1 di Carretta, cerca la porta Carretta! Ma questa è una super parata di Cordaz. Carretta, tutto solo Carretta, Cordaz! Ancora a dire di no a Mirko Carretta con un'altra
parata straordinaria. Siamo contenti di aver fatto questa, come si dice, portata da zone, però mister Cordaz, il signor Carretta aveva messo la palla nel 7, Cordaz è riuscito ad andarla a prendere, praticamente a levare la ragnatele, e poi è stato bravo sulla seconda occasione a chiudergli lo specchio, perché Carretta aveva buttato, ovviamente che la finta, aveva cercato di buttare il portiere a terra, non c'è cascato, Cordaz ha aspettato e gli ha preso la palla. Non dimentichiamo che non è nuovo a queste parate, a questi miracoli. Basti pensare quando il Crotone è salito in Serie A, cosa è riuscito a fare in quel campionato. Beh, Carretta potrebbe essere un po' la punta di diamante di questo Cosenza. Lo ricordiamo con Auteri, col Matera ci fece gol, un giocatore imprevedibile, brevilineo, veloce in aria, non dà riferimenti, un giocatore importante questo Carretta. Sì, è un giocatore che è molto veloce nello stretto, ha un buon guizzo tra i difensori. Secondo me a Braglia non disdegna nemmeno di giocare senza un vero centravanti. Assolutamente sì. E allora possiamo affrontare il discorso Serie C, perché il buon Malene adesso ci racconta com'è la situazione per quanto riguarda la Serie C delle compagini calabresi. A te, Attilio. Mercato in fermento, quello di Serie C, partendo dalle necessità emerse in questo primo scorcio di stagione. Il Catanzaro cerca sempre un attaccante, può sfumare però Cédric Gondot, che potrebbe essere tesserato dalla Salernitana. Questa è la novità emersa e raccolta nelle ultimissime ore, mentre prosegue la trattativa tra la Regina e Atanasov, pronto un biennale per il calciatore. Le alternative però, qualora la trattativa non dovesse poi alla fine andare in porto, sono già ultimate dal direttore sportivo Massimo Taibi. Da una parte Blondet, dall'altra parte l'ex difensore del Venezia Cernuto. Chi è scatenato è il Rende, vicino al centrocampista classe 99 Moussa Ndiaye, di proprietà del Pescara. È arrivato anche Marc Sumez dalla Sampdoria, in attesa del via libera definitivo dal Milan per il prestito con diritto di riscatto di Murati e Vigolo. Il mercato della Vibonese può ancora offrire tanto, può uscire Camilleri, che piace timidamente al Catanzaro. La società maggiormente interessata sarebbe il Como. Non è intoccabile Taurino, che è finito nel mirino dell'Avellino, mentre si attende l'ok definitivo per Emmaus. Tutto questo però a pochi giorni dal gong. Bene, se la regia mi dà un ausilio, sono usciti le designazioni arbitrali per sabato, come potete vedere per la Serie B. Per quanto riguarda il Cosenza, dirigerà l'incontro, vediamo se riusciamo a allargarlo, il signor Minelli. Assistenti Grossi e Lombardi, mentre il quarto uomo sarà Carella. Per quanto riguarda invece il Crotone, che giocherà alla Spezia, giocherà alle 18, il Cosenza gioca, meglio chiarirlo, giocherà alle 21 di sabato, mentre domenica il Crotone sarà impegnato a Spezia alle 18, dirigerà il signor Volpi, assistenti Morgani e Bercigli, quarto uomo Colombo. E possiamo tornare in studio. Allora, mister, Serie C, avevamo detto un campionato, come dire, scoppiettante, leader, non leader. Alla fine il Catania, prima giornata, doveva essere il Bari subito, 6 gol in trasferta. Mister, un campionato che si presenta, la Regina che è grande organico, grande impegno, pareggia a Francavilla, dove Francavilla fa anche ha un buon organico e vuole fare, dove ci sono gli ex Perez, dove ci sta il signor Arrigoni, una squadra fatta per bene, cioè, no, Arrigoni, scusate, è a Teramo con Mungo, dove voglio dire c'è anche Tiritiello, giusto, mi sfuggiva, insieme a Perez. Dobbiamo dire che questo Catania alla fine è quello che, signori, ci sono pure io. Se no, il Catania è una squadra blasonata, quindi c'è sempre, c'è e ci sarà sempre. Come abbiamo detto in questi mesi, questa non è una B2, nel senso che ci sono tantissime squadre allestite per vincere il campionato. Poi naturalmente non tutte ci riusciranno. Sarà diviso in tre fasi questo campionato, sicuramente come al solito. All'inizio ci sono quelli che devono partire per vincere, poi
quando non si raggiunge l'obiettivo cominciano a ridimensionare le rose. Chi è in difficoltà magari cerca di fare qualche acquisto per cercare la salvezza, chi è lì per lottare per il campionato e può farlo economicamente, cerca di prendere all'ultimo minuto qualche elemento che gli possa far fare il salto di qualità. Ma ci sono tantissime squadre che sono interessantissime e qualcuno potrebbe essere una lieta sorpresa. Vedi il Francavilla di Trocini, lo stesso Monopoli di Roselli, una squadra molto, molto quadrata, il Potenza stesso, il Catanzaro. Sentivo Attilio prima che parlava di acquisti di mercato, di attaccanti, ha un tridente da far paura, senza dimenticare Maita, che è qualcosa di eccezionale a centrocampo. Sono anni ormai che è ad altissimi livelli. Assolutamente sì, e infatti noi ci tuffiamo subito su Auteri, allenatore del Catanzaro, che praticamente ha risposta a domanda dei giornalisti. Sentite sul mercato, sentite cosa risponde Auteri. Serve tutto, poi con i 5 cambi è molto importante nella dinamica delle gare. Avete visto i cambi che hanno fatto loro, Magnaghi eccetera, Bombaggi, voglio dire pure noi, perché ad esempio fra parentesi è entrato molto bene in partita Giannone, questo mi fa un grande piacere, l'ho fatti già personalmente, difficilmente lo faccio, quando mi espongo è perché in questo momento a lui serve e quindi deve entrare in un'altra sfera e lo sta facendo molto bene, sono contento. Quindi quello che dobbiamo fare lo sappiamo, adesso si chiude il giorno 2, speriamo di chiudere presto. Insomma, prima ci alleniamo tutti insieme, meglio è. Ovviamente questo non è un problema da poco, ovviamente glielo chiedo da allenatore. Tu parti a luglio, metà luglio, con una rosa neanche, i primi luglio, 15 luglio, metà rosa, fai 20 giorni di allenamento, poi ti ritrovi a settembre con un organico e ovviamente con giocatori, possiamo anche dire, importanti, e devi rivoluzionare il lavoro che hai preparato. È certo che ti prepari il lavoro come vuoi tu, ritorniamo al discorso di Braglia, la squadra si fa in base a chi hai nello spogliatoio, però questa cosa può essere anche come dire, un lavoro in più per il tecnico che alla fine deve rivedere un po' i suoi progetti. Sicuramente, è partito con un progetto che in corso d'opera andrà variato e dovranno assimilare quello che lui chiede ai suoi giocatori in campo, dovranno assimilare anche fisicamente, portarli al livello degli altri, quindi non è una cosa facile integrare tutte queste componenti. Assolutamente sì. Prendiamo subito dal web, la regia vi può essere di supporto. Balata già, la partita è quella del Cosenza, è un onore avere l'ex allenatore della nazionale, stiamo parlando di Ventura, che sarà il prossimo avversario del Cosenza con la Salernitana, e dice la B è l'università del calcio italiano, i giovani bravi devono giocare. Non a caso tra Cosenza e Crotone vediamo anche dei bei giovanotti. Ma è giusto così, cioè, è giusto così perché i giovani sono il futuro delle società, perché non tutti, come dico sempre, cioè diciamo sempre le stesse cose, si possono permettere di andare a comprare dei giocatori già formati. Allora se tu sei bravo ad avere dei settori giovanili dove 1 o 2 elementi all'anno li puoi portare in prima squadra, magari riesci a piazzarne qualcuno, il bilancio sicuramente ne usufruisce e riesce ad andare avanti. Purtroppo se non hai strutture, se non punti sul settore giovanile, ahimè, non c'è la forza economica, devi fare i salti mortali, un anno ti va bene, 2 anni ti va bene, ma poi i miracoli non riescono sempre. Assolutamente. Come si dice, Braglia riesce a fare nozze con i fichi secchi, per carità, non nessun riferimento a nessuno, nel senso che vorrebbe avere anche lui i cardi in prima squadra, però con quello che ha riesce a fare. Io lo prendo ad esempio perché Braglia, a me sono 2 anni che mi sorprende ogni domenica in positivo, per la freschezza e soprattutto per la fantasia che sta dimostrando. Cioè un tecnico che è il valore aggiunto del presidente Guarascio, del Cosenza e di Cosenza,
Vi ricordate quando si parlava che probabilmente potesse essere esonerato? Alla fine tutti sono stretti intorno a lui, è un mister che lascia un po' praticamente tutti con lo zuccherino in bocca. Ma è così, le società quando sono mature si vedono da queste cose, cioè, può sembrare una sciocchezza, no, andava esonerato, poi l'abbiamo riconfermato, da lì è ripartito tutto. Cioè, ci sono degli equilibri nel calcio così sottili che basta poco per far bene come uno può far male e distrugge tutto. Purtroppo sono sempre i risultati, quando i risultati non vengono, ma l'anno scorso, come dire, c'è stato un po' il primo anno, cioè gli errori si chiamano errori di gioventù, il primo anno sbagliano tutti, non si può dire niente né al DS né alla società. Sei partito con un campionato che non avevi programmato, ti sei trovato in Serie B, hai dovuto fare quello che hai potuto e ovviamente a dicembre hai raggranato quello che hai potuto. Poi, intervenendo giustamente, il Cosenza ha detto la sua, con praticamente 2 o 3 innesti, perché sono arrivati giocatori importanti, Sciaudone, Embalo, giusto per fare qualche nome, però dobbiamo dire che, come si dice, bisogna fare un po' la minestra con le verdure che si hanno in casa e alla fine lui ci riesce sempre. È normale, a gennaio con gli acquisti che sono arrivati si è raggiunta subito la salvezza e si è visto nettamente che gli uomini che sono arrivati hanno fatto la differenza, però essendo il primo anno di Serie B si è cresciuti insieme, si è maturati insieme. Naturalmente chi è che non sbaglia? Chi non opera, chi non fa niente non sbaglia. Poi il miglior allenatore è chi sbaglia di meno. Il bello del calcio è che offre sempre nuove soluzioni ai problemi che possono sorgere. Assolutamente sì. E allora sentiamo lato Regina, dove il presidente Gallo sta continuando a investire, ha preso Dennis dalla Serie A, è arrivata una grandissima festa per lui e sentiamo un attimo anche Toscano quello che ha da dire sul suo organico. Sentiamo Toscano. Mi auguro che tutti, perché poi è un campionato lungo, per questo noi abbiamo costruito una squadra dove in tutti i ruoli c'è grande competizione, grande livello, grande qualità. Chi giocherà dall'inizio, chi subentrerà, è importante che dia l'impatto che ha dato Girolamo, che ha dato Corazza, che ha dato Bresciani, che solo così puoi tenere alta la prestazione. Noi avevamo bisogno di un calciatore con caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo, che abbiamo un parco attaccanti secondo me di livello. Cercheremo di farlo integrare il prima possibile, come bisogna far integrare anche gli altri, perché abbiamo costruito una squadra che tanti calciatori sono arrivati a step, Ronaldo in settimana, De Francesco metà settimana scorsa, Rubin 15 giorni fa, quindi se sei fortunato di tenere alta la prestazione, di ottenere risultati nel momento in cui c'è un processo di feeling, di amalgama, di costruzione di gruppo che è normale che ci sia. Assolutamente. Chiudiamo la parentesi della Serie C e diamo la parola ad Altobello della Vibonese che debutterà in casa domenica. Altobello. Ci sarà l'esordio ufficiale in casa davanti al vostro pubblico, ne hai vissuti già tanti qui a Vibo, sarà l'ennesimo per te. Sì, questo per me è il terzo anno, ne sono orgogliosissimo di far parte di questa grande famiglia e questo rispetto agli altri anni lo reputo un anno ancora più ambizioso rispetto a quello che abbiamo fatto, perché in questi 2 anni abbiamo fatto sempre come società e come squadra degli ottimi campionati, un campionato di Serie D vinto, un'ottima salvezza in Serie C. Quindi quest'anno per me e per tutti deve essere un anno importante, dobbiamo esprimere al meglio tutto quello che possiamo esprimere. Assolutamente, allora giusto per dovere di calcio, anche perché so che tutti quanti siete interessati, ovviamente noi stiamo una trasmissione che parla di calciomercato, non può fare a meno di parlare di Serie A e quindi la parola tocca a Malena per l'ultimo contributo, ci dirà la situazione del mercato per quanto riguarda la Serie A. Attilio. Paolo Fonseca avrà il suo difensore, la Roma ha scelto Smalling per rinforzare il reparto arretrato, una soluzione X tenuta in gran segreto dopo le trattative non andate a buon fine, da una parte per Lovren, dall'altra per Rugani.
con la Juventus, arriva in prestito secco con la Roma che verserà 3 milioni di euro nelle casse del Manchester United. Il direttore sportivo giallorosso però, Gianluca Petracchi, sta lavorando soprattutto e alacremente sulle uscite. De Frel ha scelto il Sassuolo, fortemente voluto da Roberto De Zerbi. Patrick Olsen può finire al Cagliari, anche se si registra una leggera frenata in questo affare, con il Cagliari che in via del tutto cautelativa ha contattato Emiliano Viviano, che può svincolarsi dallo Sporting Lisbona. Per Santon c'è l'opzione Valencia, mentre per Patrick Schick continua a lanciare segnali confortanti al Lipsia, mentre prosegue questo tira e molla con la Roma per stabilire la formula dell'eventuale affare che porterà l'ex Sampdoria nuovamente in Bundesliga. Alla Roma non scalda il profilo di Mario Mandžukić proposto dalla Juventus, la Juventus impegnata nelle cessioni, una su tutte quella di Mandžukić. Il Milan ci prova timidamente su Mario Mandžukić, che continua però a rifiutare tutto. Non è decollata l'ipotesi Barcellona, ha rifiutato il Paris Saint-Germain, ha rifiutato il Bayern Monaco con il calciatore che vorrebbe rimanere però in bianconero. L'Inter cerca un vice Lukaku, si stanno attenzionando diverse soluzioni. Llorente, c'è stato un incontro sicuramente non chiarificatore con l'entourage che però ha un accordo biennale con il Napoli, in attesa ovviamente di vedere come finirà e come terminerà la vicenda che riguarda Mauro Icardi. Tutto questo però veramente a pochissimi giorni dalla chiusura, tutti devono fare qualcosa. Mister, allora, Icardi tiene banco praticamente da inizio mercato. Sto problema, Vandanara, non Vandanara, va alla Juve, va al Napoli. Alla fine, che squadra tifi tu? Inter. Ecco qua. Meno male, abbiamo un buon socio, perché vabbè, lo sapete tutti. Mi piace, ovviamente prima il Cosenza, però per la Serie A c'ho un debole per l'Inter. Mister, alla fine Icardi paga un po' per tutti quello che c'è stato in questo spogliatoio, dove la facevano un po' da padrona gli slavi, o no? Cioè dispiace vedere, allora il discorso è dispiace vedere un grande giocatore, perché alla fine poi non dimentichiamo che prima che la moglie aprisse bocca era titolare della nazionale argentina, capitano dell'Inter, forse tra i primi 5 attaccanti al mondo. Adesso sembra un giocatore, cioè è diventato un giocatore normale, è fermo da quasi un anno. Questo dovrà trovare squadra, dovrà rientrare. Non è facile, non è una cosa facile. Però chi a causa del suo male pianga se stesso. Pianga se stesso, anche se per Suning è un bel capitale tenere fermo. Bisogna vedere poi ovviamente Conte, se dovesse ritenerselo, alla fine, voglio dire, trova sicuramente un posto dove inserirlo, poi, anche se è inutile dirlo, no? Poi qua in questo salotto stiamo qui a parlare del più del meno, discutiamo. Però da esterno io dico che quando si arriva al punto di togliere la fascia di capitano a un giocatore come Icardi, qualcosina di grave è successo, Bene, noi siamo praticamente verso la fine della trasmissione, dobbiamo solamente focalizzare il prossimo turno della Serie B per le due calabresi. Il Cosenza affronta la Salernitana dell'ex tecnico nazionale Ventura, che ha disintegrato il Pescara, mentre lo Spezia e il Crotone va alla Spezia, primo in classifica, che ha vinto 3-0 la prima partita. Due partite toste per tutte e due le calabresi. Spezia-Crotone è già un'altra finale, per chi ha intenzione di salire. Il Cosenza, dopo il punticino preso a Crotone, ha una bella gatta da pelare. Però io sono convinto che queste sono le partite del Cosenza. Assolutamente, e dobbiamo anche dire, tra altre cose, che Braglia non fa capire nulla a nessuno. Ripetiamo, il suo atteggiamento tattico in campo varia da partita a partita, ma anche in base all'avversario che trova. Ovviamente ognuno studia, e chi come lui, che ha un valido aiuto anche in Occhiuzzi, dobbiamo dire, bravo perché ha un bravo collaboratore, si studia nei minimi particolari le partite, e alla fine quello che fanno la differenza sono i giocatori. E lo ha sempre detto, vuole vedere quella grinta, lo ha detto dopo Crotone, poi lo sentiremo in conferenza stampa prima della gara con la Salernitana, un match di altri tempi. Anche lì l'invito è per tutti quanti a
raggiungere lo Stadio Marulla. Sabato si gioca alle 21 allo Stadio Marulla. Andiamo per tempo allo stadio, anche perché Viale Magna Grecia sarà interamente chiuso, quindi si accederà solo da Via degli Stadi. È importante arrivare per tempo, non all'ultimo minuto, è sabato, lo so, lavorate tutti quanti, però l'invito è quello di recarsi possibilmente un'ora e mezza, 2 ore prima, per chi può farlo, anche perché sennò si trova imbottigliato e poi ha voglia a suonare e aspettare dietro i tornelli prima di entrare, vero mister? Sicuramente. Se mi permetti, Pippo, volevo aggiungere qualcosa sul presidentissimo Caffo, perché ancora è una squadra in allestimento e sicuramente con lo Schiavo e Beccaria riusciranno ad allestire una squadra che farà, insieme a Modica, farà divertire il Luigi Lazio quest'anno. Va bene, questa è l'ultima battuta, ci stanno togliendo la linea, ringraziamo Enzo Leonetti in regia, Massimo Fino alle camere, Pier Arena, Luca Chito e tutto quanto lo staff di TEN che sta lavorando e vi sta dando un ottimo prodotto, sempre in diretta, sempre qualità e qua si parla solo di calcio. Arrivederci a domani.